una rassegna per ricordare una figura importante per il territorio, ovvero Toti Dal Monte. Il Comune di Pieve di Soligo che cosa ha pensato per valorizzare questo profilo di donna? Allora, noi come amministrazione comunale, nei 50 anni dalla morte di Toti Dal Monte, abbiamo pensato a una rassegna con più eventi sul territorio per valorizzare appunto la grande soprano che nonostante appunto il suo valore internazionale è comunque rimasta sempre vicino e nel cuore dei cittadini di Pieve di Soligo. Partiamo il 9 maggio con la premiazione della vincitrice della borsa di studio del Conservatorio di Venezia, Benedetto Marcello, e sarà qui in auditorium, ci dedicherà un concerto in onore di Toti Dal Monte, e nell'occasione verrà poi presentato anche il libro Ritratto di Signora, appunto realizzato da Elena Filini di Estem Editore. Si procederà poi con il 17 maggio in chiesa a Barbisano con la corale di Santa Caterina, corale appunto locale, che anche loro dedicheranno il concerto a Toti Dal Monte e premieranno un artista locale, sempre in ambito musicale, soprano. Procediamo poi a fine maggio con un evento legato all'aspetto più culinario, quindi presso Locanda d'Alino ci sarà un momento conviviale, un incontro letterario appunto accompagnato da una degustazione di piatti amati da Toti Dal Monte, e finiamo il 29 giugno con il concerto in Villa Toti Dal Monte. Ci sarà alle ore 15 la possibilità di fare una visita guidata presso il parco su prenotazione, e alle ore 17 in collaborazione con la Piccola Orchestra Veneta il concerto è appunto in suo onore nel parco della villa. Si è parlata di un'opera letteraria, di un libro dedicato quindi a una donna. Che cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo volume? Abbiamo avuto insomma il piacere di ospitare contributi da parte dei più grandi teatri italiani, che sono i luoghi poi in cui Toti Dal Monte ha lavorato. Avevamo come ospiti Andrea Vitalini, che è responsabile dell'archivio storico del Teatro alla Scala di Milano. Ricordiamo che Toti Dal Monte ha avuto un lunghissimo rapporto con il teatro milanese e ha debuttato alla Scala di Milano. Poi abbiamo avuto ospiti Fortunato Ortombina, che oggi è il sovrintendente della Scala, ma al tempo era il sovrintendente e direttore artistico della Fenice, e Andrea Erri, che è il direttore generale del Teatro La Fenice, che ci hanno raccontato invece la Toti veneziana, la Toti che ha calcato le scene della Fenice. La giovane Toti è stata raccontata invece dal Conservatorio Benedetto Marcello e da Silvia Urbani, che si occupa della biblioteca, che ha proprio dissotterrato da questi cassetti polverosi le memorie della Toti studentessa, le pagelle, i suoi primi compiti, quindi insomma una cosa anche molto preziosa e rara. E poi insomma nel volume è contenuta tutta la parte gourmand, tutta la parte di legame del territorio curata appunto da Luisa Cigagna. C'è una piccola particolarità che riguarda un episodio della vita poco conosciuto di Toti Dal Monte, che la lega ai momenti più tragici della Seconda Guerra Mondiale e a questo rapporto lunghissimo di amicizia molto solida con il pianista Carlo Polacco, che era ebreo, che le chiese aiuto durante le fasi più difficili della guerra e che lei riuscì a nascondere in Villa Toti nei momenti peggiori, e salvando anche la famiglia che fu appunto dislocata qui tra le famiglie contadine della zona. L'ultimo contributo riguarda il Teatro Comunale di Treviso, dove, come è noto, da moltissimi anni, per la precisione dal 1969, si tiene il concorso internazionale per cantanti, che poi è stato intitolato a Toti Dal Monte dal 1975, che è l'anno appunto della scomparsa che con questo carnet di eventi e con la presentazione del libro in qualche modo vogliamo commemorare oggi nel 2025.